Enzo Mancini, presidente del comitato Osterie, a San Martino bisogna andare in osteria. No, in osteria bisogna andarci sempre, perché come ho detto anche durante la presentazione, l'osteria è storia, il Friuli è osteria e osteria è Friuli. Quindi l'osteria va frequentata perché è un luogo di convivenza, è un luogo dove si scambiano pareri, idee, si può parlare di sport, si può parlare di politica, ci si innamora in osteria, ci si divide in osteria. Poi l'osteria è spettacolare perché entrando in un'osteria è meglio di andare in una sala multivisione, perché in un angolo vedi due che litigano, da un'altra parte due che si baciano, c'è chi è scalmanato per lo sport, chi si dedica alla politica e ogni tanto, poi sono delle compagnie, ecco, quindi 10 tavoli, 15 tavoli, 15 situazioni diverse, si possono godere e vivere solo in osteria. Ecco, e per San Martino cosa avete organizzato? Per San Martino, come ogni anno, abbiamo organizzato delle osterie, quelle che hanno voluto partecipare, perché ce ne sono tantissime, ma la scelta è soggettiva. Abbiamo preparato dei piatti molto friulani e diciamo che c'è di tutto. C'è un piccolo cadeau, diciamo così, regalo, perché è un regalo per i prezzi che hanno messi per ogni tasca, per cui si può tranquillamente partecipare, magari solo per bere un bicchiere di vino e una tartinetta che costa 4,50, oppure si fa un pranzo completo un po' più sostanzioso che viene dai 15 ai 20 euro. Mi sembra una bellissima iniziativa e credo che è una cosa che rifaremo e ci ripeteremo anche per il Carnevale e la Quaresima.